Amici bentrovati, oggi siamo a Florinas, ma guardate dove? Davanti al nuovo e unico campo da golf della zona. Proprio così, un campo da golf proprio a 2 passi da Sassari, in mezzo alle campagne e ai vitigni, che è oggetto di grande attenzione anche da parte della politica regionale. Il perché lo scopriamo andando a curiosare al secondo convegno indetto alle scuole elementari di Florinas, dove tecnici e politici locali e regionali stanno elaborando un importante piano di sviluppo delle zone interne in cui questo campo da golf assume un ruolo molto importante. Un convegno importantissimo, dottor Usai, che verte su un tema discusso da sempre, da anni, ma che sempre di più sta diventando attuale e bisogna risolverlo, perché altrimenti prima o poi il problema arriva. Parliamo dello spopolamento dei nostri paesi, ma soprattutto della crisi economica che vivono questi piccoli centri che non riescono a sopravvivere. Sì, verissimo. Se analizziamo i dati dell'Istat del 2011, dell'ultimo censimento che c'è stato, vediamo che c'è una situazione in controtendenza dove si ha una riduzione di quelli che sono i tassi di crescita e di sviluppo della nostra popolazione. E questo è collegato con il fatto che stanno venendo meno i servizi prioritari per la crescita delle aree interne, vale a dire i servizi che garantiscono la mobilità, l'istruzione e la sanità. Di conseguenza sta venendo meno il diritto di godimento della salute della persona e questo determina una situazione di allontanamento progressivo della popolazione che si spinge verso le zone che fungono da poli attrattori e che hanno questi servizi. Ci sono proprio interi paesini, paesi anche, che prima o poi, almeno secondo i vostri dati, succederà, non possono sopravvivere così, qualcosa bisogna fare. Quali sono? Più che dati miei sono dati di uno studio che è stato condotto negli anni da Pugioni e da Bottazzi, dove vediamo che sono stati classificati dei comuni cosiddetti a rischio di scomparsa e comuni in forte sofferenza in uno stato di malessere demografico critico. Facendo una proiezione statistica, Pugioni e Francesca Azzeni hanno anche definito 2 categorie di comuni, comuni a rischio di scomparsa e comuni in attuale prevedibile malessere demografico, dove possiamo vedere che tra i comuni che si trovano in rischio di scomparsa ne abbiamo circa 31, quindi ho riportato soltanto quelli della provincia di Sassari a titolo esaustivo, e allo stesso tempo comuni che versano in condizioni di attuale prevedibile malessere demografico arrivano addirittura a 48. Gli studi di questi signori sono importantissimi perché loro fanno delle previsioni oggettive, non è che se le inventano, il che significa che voi ci svegliate da un torpore che a volte viviamo perché tutti i giorni siamo presi dalle nostre cose, noi e i politici e gli amministratori, invece ogni tanto bisogna fermarsi come oggi a ragionare su questi problemi che stanno incombendo e allora bisogna fare qualcosa lo deve fare anche la politica, ma voi tecnici che cosa suggerite? Noi siamo un po' quei fautori di questo sviluppo delle aree interne perché alla fine andiamo in campo ad incontrare gli imprenditori locali per cercare di coinvolgerli nei progetti di investimento che sono previsti dall'Unione Europea. Il tutto in un'ottica di cercare di superare la stagionalità dell'offerta turistica che da sempre affligge la Sardegna e cercando soprattutto di creare quel collegamento ancora mancante tra la zona costiera, la cornice della nostra Sardegna e le aree interne. Il problema è che ci vuole informazione e studio e interessamento da parte nostra, degli imprenditori e soprattutto da parte degli amministratori, perché, almeno per quello che so io, tanti soldi di cui noi potremo usufruire europei tornano indietro. L'anno scorso sono tornati dei soldi indietro che noi non abbiamo usato. Sì, ahimè, purtroppo questo è frutto di una mala gestione dei soldi, diciamo, derivante un pochino da un'incapacità del tutto burocratica della gestione della spesa. Auspichiamo che con la prossima programmazione ci sia un miglioramento da questo punto di vista, che i fondi destinati siano effettivamente spesi, anzi da questo punto di vista il nostro ordine professionale, la Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dottori
dottore Forestali è in prima linea nel cercare di aiutare gli interlocutori e i vari enti, insomma, in questo percorso. Espresso Caffè, amici, continua a darvi questa macchinetta del caffè gratuitamente per sempre, senza imporvi di consumare caffè tutti i mesi. Non solo, adesso le cialde degli altri gusti le potete anche prendere singolarmente, non a pacchi interi. In più, se chiamate e segnalate un amico o un parente che sta prendendo gratuitamente la macchinetta del caffè, vi danno un buono da 10 euro per ognuno. Espresso Caffè, datemi retta, chiamate e fate un affare. Una giornata importantissima, dottor Caredda, perché stiamo dibattendo insieme su come salvare questi centri. Come fare? Voi avete delle soluzioni, so che le state mettendo in campo, so che potete aiutare gli amministratori a fare questo. Assolutamente sì, la professionalità insita nel dottore agronomo e nel dottore forestale è quella di coniugare gli aspetti biotici agli aspetti abiotici e quindi anche attraverso il golf quello di rilanciare una progettualità di qualità e una sostenibilità ambientale per poter avere un ritorno economico che consenta a questi paesini di crescere e di superare quelli che sono i problemi dello spopolamento. Cioè, concretamente voi dite, bene, trasformiamo questi territori anche verso il turismo in modo che siano sostenibili dal punto di vista economico. Sì, è un turismo tra l'altro destagionalizzato, è un turismo che si sposta dalle zone costiere alle zone interne, un turismo che rilascia una ricchezza nel territorio dove va e quindi una cosa che non impatta eccessivamente ma che fa crescere le comunità. Un piano di sviluppo dunque molto ampio che si prefigge di creare attrazioni culturali e turistiche nelle zone rurali dell'isola, promuovendo azioni tutte tese a valorizzare in modi nuovi le zone interne. Uno dei modi può essere proprio usare i terreni per creare strutture sportive che attraggano certo tipo di turismo dal continente e dall'estero, e il golf è perfetto per questo scopo. Che i corridoi che realizzati con le aree naturali del campo da golf possono essere un qualcosa di alternativo e di sostitutivo rispetto a un'agricoltura intensiva che comunque non è che possiamo arrestare, perché contro un campo da golf si può anche cazzare la gente, nessuno protesta, ma se ti cavoli perché uno vuole coltivare il proprio campo a grano non glielo puoi dire più di 2 volte perché ti manda al diavolo. Quindi il problema è che però la salvaguardia dell'ambiente ci vuole, è necessaria e paradossalmente dobbiamo riuscire a dimostrare che la pratica del golf, la realizzazione di campi da golf può da questo punto di vista aiutare piuttosto che creare problemi. È un tema assolutamente importantissimo e propedeutico alla costruzione di un percorso che possa promuovere un certo tipo di turismo golfistico, che era l'obiettivo che ci si poneva 5 anni fa, in un'isola dove il golf di fatto esiste in maniera abbastanza limitata. La grande scommessa è creare un campo da golf in modo da attrarre turismo, anche sportivo, in tutta l'isola, ma in particolare in un piccolo centro. Questa è la grande scommessa. Sì, certo, è una scommessa, è una sfida questa, perché non vogliamo pensare soltanto alla sostenibilità ambientale, che è fondamentale, ma allo stesso tempo la nascita, la creazione di un piccolo campo da golf, perché stiamo parlando di un campo da golf piccolo che serve più che altro per la pratica sportiva sperimentale, è importante perché apre il territorio rurale ad un'attività sportiva che nell'accezione era sempre pensata come un'attività sportiva d'élite, sì. Mentre questo non è. Vogliamo anche dimostrare che il golf è uno sport alla portata di tutti e che può essere fatto a tutte le età, dai bambini ma anche agli anziani, ci si può avvicinare al golf a tutte le età e questa è un'altra scommessa. Allo stesso tempo realizzare un campo da golf in un centro rurale, in un piccolo centro come il nostro, ci permette, nella speranza che si sviluppi anche un turismo legato al territorio e alla ruralità. Il turista viene per partecipare ad una gara di golf e allo stesso tempo visita il territorio e scopre quelle che sono anche le nostre altre bellezze.
E a questo punto vi presento il patron di questo campo da golf, Daniele Berardo. Io sono contento di stare qui oggi perché è una realtà che effettivamente non viviamo tutti i giorni. A 2 passi da casa, in mezzo alla nostra Sardegna, è una cosa abbastanza inusuale per la Sardegna. Sì, è un campo di recente costruzione, appena 2 anni, e comunque sta avendo un certo interesse da parte dell'utenza a cui noi abbiamo destinato l'iniziativa, che sono i ragazzi, i bambini, ma anche le persone di una certa età, perché comunque il golf consente a tutte le età una pratica sportiva di tipo soft molto, molto utile sia alla salute che allo svago. È uno sport dove non usiamo mezzi di trasporto, cioè le classiche macchinette elettriche, si cammina in un circuito, praticamente in una gara normale si fanno circa 6 km e non usiamo assolutamente prodotti fitofarmaci, cioè i prodotti che spesso si usano in agricoltura, qualche volta anche in zone infrequentate dalle persone, e ripeto, io vedo tanta gente che corre e cammina in mezzo al traffico, qui può camminare in un ambiente assolutamente incontaminato, e la nostra politica è anche una politica accessibile per quel che riguarda i prezzi, perché abbiamo dei prezzi estremamente competitivi. Il nostro motto è proprio golf per tutti, non per pochi. Se un utente vuole utilizzare solamente l'area di allenamento, che si chiama campo pratica, paga intorno alle 250 euro l'anno. Noi abbiamo 9 buche di percorso corto più 3 buche di percorso lungo, per cui abbiamo 12 buche con cui possiamo organizzare delle vere e proprie gare, diciamo, di sicuro interesse sportivo. A Sassari, Serigrafica, stampa digitale su piccoli e grandi formati in tempi brevissimi. Serigrafia su qualsiasi oggetto e ricamificio per personalizzare abbigliamento o rendere unico un evento come un matrimonio. Promozione imperdibile, stampa su magliette colorate a soli 2,99 € compresa la maglietta. Incredibile! Serigrafica, non abbiamo concorrenza. Siamo a Sassari, Predda Nieda, strada 28. Daniele, un progetto un po' più ampio da parte della regione che coinvolge voi e tanti altri, perché effettivamente la Sardegna ha così tanto da offrire che si è pensato di portare qua anche il turismo sportivo, non solo per il golf, anche per i cavalli, per tanti altri settori dove invece noi siamo un po' indietro. Sì, effettivamente il turismo sportivo, in particolare quello golfistico, rappresenta un attrattore molto importante dei flussi turistici, soprattutto flussi turistici di un certo livello, direi più che altro livello culturale. Cioè noi per esempio abbiamo, tra l'altro in periodi di tempo cosiddetto fuori stagione, sto parlando nei periodi invernali, un certo afflusso di utenti del nord Europa, soprattutto tedeschi ma anche svedesi, per cui ritengo che rappresenti una forma di richiamo, il golf, il piccolo impianto da golf come il nostro, una forma di richiamo che fa conoscere le realtà produttive locali, gli attrattori culturali, ambientali, la tradizione enogastronomica, i saperi delle tradizioni sarde, e tutto questo secondo me crea un'integrazione positiva. Sono col consigliere regionale Luigi Lotto per parlare di un tema molto ma molto importante per la nostra isola, dibattuto da tanto tempo, ma sembra si stia arrivando a delle conclusioni più concrete, ovvero opportunità, c'è territorio, abbiamo il sole, abbiamo tutte cose che già sappiamo, bisogna attrarre un po' di turismo. Quello sportivo o culturale può essere una grande opportunità. Certo, diciamo che il turismo in Sardegna ha la possibilità di svilupparsi davvero se dopo aver sviluppato quello che è diventato ormai un settore maturo, quello del turismo balneare, si punta a valorizzare tutto quello che è quell'immenso patrimonio naturalistico, ambientale, archeologico, culturale, le nostre immense foreste, i nostri territori, le nostre zone della rete 2000, sono tutte delle realtà che vanno assolutamente, diciamo così, messe a reddito. Come? Creando le condizioni affinché il turismo veda
in quelle realtà una opportunità di crescita, quindi non solo nelle zone balneari della costa, ma in tutto il territorio e nelle zone interne, ed è anche lo strumento che può consentire di invertire quella tendenza allo spopolamento dei nostri piccoli paesi che sta inesorabilmente avanzando. Il turismo sportivo, diciamo il turismo equestre, il cicloturismo, il turismo del golf, possono essere degli strumenti assolutamente atti a raggiungere questo obiettivo. Questa iniziativa di questi soci del Club di Florinas, che hanno messo in piedi un campo in una realtà interna anch'essa, è un ottimo esempio che può creare, con l'imitazione di tantissime altre realtà che potrebbero prenderlo in considerazione, può creare le premesse per un rilancio di questa attività. Questo è il vero. Qui entra la politica però, perché qui ci vuole un disegno, un progetto concreto a cui so che state lavorando da tempo, che aiuti questo tipo di discorso. Sì, serve la politica e la politica dovrà dare degli indirizzi precisi, creare condizioni per agevolare il percorso, che poi però sono le popolazioni del luogo, gli imprenditori del luogo, gli sportivi del luogo che devono mettere in campo le iniziative ed i progetti. La politica non deve mettersi di traverso, ma deve agevolarla e deve promuoverla. I numeri effettivamente fanno vedere che dietro al turismo equestre, il golf, insomma quelli che abbiamo citato, davvero si può fare tanto. Il problema è però che una volta creatolo poi la gente deve arrivare qua. Problema trasporti. Diciamo che non l'abbiamo creato, è che anche i trasporti che in parte erano stati affrontati forse non sono riusciti a sopravvivere, anche perché non c'è stata una sufficiente attività al di fuori dei 2 mesi della stagione estiva che ha consentito di rendere anche economicamente sostenibile anche l'operazione di agevolazione dei trasporti. Allora, il trasporto è una premessa fondamentale, però rischiamo di fare la rappresentazione del cane che si morde la coda se non facciamo, perché non ci sono i trasporti perché non c'è nessuno che si fa trasportare. Bisogna entrare in un'ottica più costruttiva. Tutto ciò che può essere fatto su tutti e 2 i versanti va fatto. Dopodiché vedrai che diventeranno insufficienti gli aerei, e io spero che diventino insufficienti perché convenga metterne altri, e se facciamo delle strutture inizialmente sarà difficile farle funzionare, ma quando le si conoscono la gente ci viene, magari vengono gestite bene, la gente si affeziona, ci ritorna, promuove, ne manda altri di turisti, quindi si crea un circolo virtuoso che promuove quella che noi vogliamo che venga promossa, la nostra economia integrata, con la promozione dei nostri prodotti agricoli di qualità, del nostro agroalimentare, del nostro artigianato turistico che è di grande interesse, e promuovere i nostri territori come ambiente da visitare e da vivere, perché non c'è nessuna regione in Europa che ha le nostre caratteristiche e le nostre potenzialità. Altrove ne hanno molto di meno, le utilizzano molto di più. Come mai è stato osteggiato per un po' questo progetto che, come dice lei, è assolutamente invece virtuoso, positivo, ovvero quello di cercare di trasformare i territori rurali in qualcos'altro, in questo caso cercando di... Ma credo che il problema sia che un territorio lo si lancia, lo si rilancia, un'economia la si promuove se si ha le idee chiare di cosa si vuole fare. E le idee chiare non sempre basta che ce le abbia la politica, e spesso non ce le ha neanche la politica, ma devono avere tutte le classi dirigenti che nei luoghi ci sono, e tutti devono puntare ad agire in maniera coordinata e sinergica. Se non si riesce a fare questo, qualsiasi iniziativa rischia di morire asfittica, mentre invece in un contesto di collaborazione, di partenariato, di settori diversi che si mettono in sintonia per aiutarsi a vicenda a superare i problemi, a quel punto qualcosa si muove. Quando inizia a girare anche l'economia, ne promuove dell'altra e può invertirsi una tendenza. Utilizzando apparecchi acustici può sembrare che i suoni provengano tutti dalla stessa direzione. Con Spatial Sound più tecnologie lavorano insieme per tenere separati i singoli suoni e creare un ambiente sonoro più realistico.
Questo è possibile solo grazie all'elaborazione binaurale offerta da Inium. Prenota una visita al centro acustico Dottor Catogno a Sassari, Alghero e Porto Torres. Un progetto dunque molto ampio e articolato, dove il golf assume un ruolo importante, perché potrebbe attirare certo tipo di turismo in Sardegna anche durante l'inverno. Un progetto però molto osteggiato da tanti, perché il golf pone un problema di sostenibilità a livello ecologico, perché per molti è inquinante. Una cosa che io non sapevo è che il golf potesse essere non sostenibile. Io avevo tutt'altra idea, e invece scopriamo che il dibattito è anche questo. Voi però siete riusciti a portare qui, rendendolo organico, il biogolf. Sì, esatto. Biogolf è un progetto il cui protocollo prevede una sostenibilità, una ecosostenibilità, una sostenibilità ecologica ed una sostenibilità economica. Dobbiamo far sì che questa iniziativa non solo rispetti l'ambiente, ma evidentemente sia sostenibile dal punto di vista economico, perché questo è fondamentale anche per lo sviluppo economico del territorio, in questo caso dell'isola. Biogolf si rivolge essenzialmente a quelle iniziative di valenza turistica, e quindi viene previsto un piano, un protocollo per cui tutta la struttura debba sottostare a dei precisi parametri che vengono valutati da una commissione, e fanno parte di questa commissione degli organismi golfistici come può essere la Federazione Italiana Golf e poi direi le principali organizzazioni ambientaliste. Vi presento Alessandro De Luca, che rappresenta la Federazione Italiana del Golf, a cui voglio chiedere innanzitutto se come Sardegna siamo indietro rispetto invece alle abitudini delle altre regioni italiane. Dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista ambientale, certamente no. Dal punto di vista di impianti, di strutture, di diffusione del gioco, sì, direi che non è un problema solo purtroppo della Sardegna, è un problema un po' più generale dell'Italia. Però la Sardegna si presta proprio per il suo territorio, la vastità del territorio, il mare vicino, è un posto turistico, sarebbe davvero perfetto poter proseguire il progetto. Assolutamente sì, dal punto di vista ambientale la Sardegna è vocata in maniera incredibile. Tra l'altro non dimenticare il volano importante che può rappresentare il golf proprio per ogni genere di attività, a cominciare ad esempio proprio dalla destagionalizzazione. Qui in Sardegna non c'è sicuramente il problema del turismo d'estate, anzi forse sarebbe più un problema di contingentamento, c'è però il problema di attirare turismo anche negli altri mesi, e il golf sicuramente lo dimostra il mondo, perché nel mondo funziona così, il turismo è un ottimo veicolo per attirare il turismo, e tra l'altro tutto nell'assoluto rispetto dell'ambiente. Come avete sentito dunque, una Sardegna che sta provando a superare le difficoltà logistiche e strutturali a tutte note per cercare di accaparrarsi un mercato che fa numeri interessanti in tutto il mondo. Cercheremo di continuare a seguire le iniziative del progetto, che ci porterà a scoprire tante realtà sportive e culturali che stanno nascendo intorno a questo progetto, ed in particolare torneremo a parlare di golf per conoscere meglio questo sport che da noi pian piano sta prendendo piede. Saluti e baci.